Credo che a me le polemiche, come sapete, piacciono poco. Credo che l'arte debba essere uno spazio libero e di pace e soprattutto di dialogo. Penso questo e credo che altre polemiche non servano a nulla. Eppure, polemica o meno, la questione russa alla Biennale d'Arte sta scatenando reazioni che di leggerezza poco hanno a che fare. È diventato un braccio di ferro politico che ha scavalcato i confini non solo regionali, diventando di fatto una questione internazionale. A prendere posizione 22 paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna e Ucraina, ma anche la Commissione europea, condannando la scelta del presidente Buttafuoco. Dall'Europa anche l'avvertimento che, data la decisione, potrebbe sospendere o cancellare un finanziamento europeo destinato alla Biennale pari a circa 2 milioni di euro. Ma non è la sola a contrapporsi per primo lo stesso governo, guerra aperta tra il ministro della Cultura e il presidente Buttafuoco. E chi ha ascoltato Giulia ha sentito parole durissime dopo il comunicato del ministero in cui veniva espressa la richiesta di dimissioni della rappresentante del MIC e consigliera Tamara Gregoretti per un venire meno del rapporto di fiducia da lei poi rifiutato. Giulia avrebbe detto che con la scelta di far esporre la Russia alla Biennale Buttafuoco starebbe arrecando un gravissimo danno. Così dunque dal governo si apre però un altro fronte interno alla maggioranza che sta scuotendo non poco anche la politica veneta. Da un lato la linea di Fratelli d'Italia, dall'altro la Lega. Da un lato i meloniani che si schierano con un non netto alla Russia, dall'altro i salviniani aperti al sì, in dimostrazione il presidente di regione. Che l'arte sia un posto in cui si favorisca il dialogo, si debba favorire il dialogo ovviamente si debba creare anche attraverso l'arte forme di dialogo, di confronto. Uno dei pochi spazi che ormai è rimasto di pace è l'arte e penso che noi l'arte dobbiamo difenderla, non solo a parole, anche con i fatti. La mediazione di Fratelli d'Italia, quella di dedicare uno spazio ai dissidenti all'interno della Biennale, già in cantiere, la risposta dalle colonne del Foglio di Buttafuoco. Si schierano con il partito di Meloni, forzisti, contosi che rivendica la Russia come paese aggressore e che non può trovare spazio in Biennale. C'è da dire inoltre che la curatrice del padiglione Russia sarebbe la figlia di Sergei Lavrov, ministro degli esteri della federazione. Palla ancora al centro, dunque, in una partita destinata a rimanere ancora aperta.